Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Ci troviamo in una bella situazione di tempo gradevole grazie ad una figura di alta pressione che sta donando buone giornate dal sapore quasi estivo. Anche le temperature sono calde per il periodo, non raggiungeremo certamente i 37 gradi che si sono registrati in alcune aree della penisola iberica, ad esempio a Siviglia, però potremo godere di belle giornate di sole proprio per capire l'evoluzione della nuova settimana. Mi aiuterò con una mappa al suolo prevista alla volta di martedì. Questa mappa ci fa vedere in particolare la presenza di una figura di alta pressione sull'Europa centrale con la lettera H. Potete notare l'evoluzione di questa alta pressione e con la lettera L da tenere un attimo sotto d'occhio, presente in pieno oceano. Lì c'è una figura di bassa pressione, quindi il tempo è brutto e bisognerà un attimo tenere d'occhio in vista del prossimo fine settimana il possibile avvicinamento di questa figura di bassa pressione a causa del deterioramento dell'alta pressione. Diciamo che per sintetizzare il tempo della giornata di lunedì, di martedì, di mercoledì e anche per buona parte di giovedì, possiamo dire semplicemente che avremo sole su buona parte della nostra penisola. Potete notare la presenza appunto del sole, qualche nube di passaggio, da segnalare la presenza di qualche foschia sulle zone pianeggianti, sulle vallate interne, e quindi tempo buono. Una forma di deterioramento ci potrà essere sulle zone alpine, ma sull'area di confine nel corso di giovedì e anche a partire da venerdì. Facciamo poi un focus per quanto riguarda il Veneto, incentrata questa mappa su martedì, ma che può valere anche per i giorni per lunedì, martedì e anche il mercoledì. Tempo buono, sole diffuso, attenzione alle foschie e nebbie notte tempo. E diciamo che in questa situazione di bel tempo anche le temperature si manterranno sempre gradevoli, con punte anche di 27 e 28 gradi in alcune aree, specialmente quelle della pianura padana, ma anche alcuni settori tirrenici e della Puglia. Con ora ho detto tutto. Se avete tempo e voglia, ci sentiamo nel prossimo appuntamento.